Sono 1.600 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 11.243 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza risale al 14,3%, mentre ieri era al 10%. La Sicilia resta sempre nettamente al primo posto per un nuovo contagio giornaliero, seguita a distanza dall'Emilia-Romagna con 546 casi. Gli attuali positivi sono 28.481 con un aumento di altri 1.065 nuovi casi. I guariti sono 526, mentre si registrano altre 9 vittime che portano il totale dei decessi a 6.323. La Regione Sicilia riporta che tra i decessi comunicati in data odierna uno è deceduto il 30 agosto scorso, uno il 29 agosto, uno il 7 e uno il 28. Sul fronte ospedaliero sono adesso ricoverati 947 persone, 33 in più rispetto al giorno precedente, mentre in terapia intensiva sono 116, 8 in più rispetto a quelli di ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 422, Catania 399, Messina 273, Siracusa 90, Ragusa 95, Trapani 83, Caltanissetta 133, Enna 105, Agrigento 0. È una nuova vittima da Covid-19 in provincia, anche se non rientra nel quotidiano conteggio dell'ASP di Agrigento, e questo perché fa parte dell'azienda sanitaria provinciale di Palermo. Nelle ultime ore si è registrato il decesso di una 75enne di Lampedusa. La donna era risultata positiva lo scorso 14 agosto, era stata trasportata perché stava male in un ospedale di Palermo, dove era stata appunto ricoverata e dove oggi è deceduta. La 65enne non risultava essere stata vaccinata, secondo quanto è emerso. Intanto l'Italia rischia un altro lockdown se il numero dei vaccinati non continuerà a salire in modo radicale. L'avvertimento è del dottor Nino Caltabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che teme un calo delle prenotazioni al termine della stagione estiva e guarda con preoccupazione ai 3,5 milioni di over 65 che ancora non hanno ricevuto neppure una dose. La copertura dovuta alla campagna vaccinale consente alla politica di rischiare di più con le riaperture, ha detto Caltabellotta. È chiaro che però tutta una serie di falle come quella degli over 50 non vaccinati devono essere coperte. Bisognerà quindi affrontare l'arrivo della stagione autunnale, il verosimile declino della copertura vaccinale col tempo, l'ipotesi di nuove varianti più resistenti al vaccino, ma è verosimile che non ci siano più chiusure come quelle che abbiamo visto in passato. E sempre in materia di sanità, il deputato regionale Pullara afferma che è stato affidato il servizio di vigilanza armata per il pronto soccorso degli ospedali di Agrigento, Sciacca, Ribera, Canicattì e Licata e per gli hub vaccinali presenti ad Agrigento e Sciacca. Per Pullara afferma che ormai è troppo tardi e poi chissà perché proprio adesso. L'ASP di Agrigento, con notevole ritardo, sta procedendo all'affidamento del servizio di vigilanza armata negli ospedali della provincia. Sono le parole del deputato regionale Carmelo Pullara, vicepresidente della Commissione Sanità all'Arse. Il mio appello, scrive Pullara, risaliva addirittura a metà febbraio, quando avevo una logica, e in quell'occasione ribadivo la necessità perché gli hub vaccinali iniziavano a riempirsi di persone che andavano a vaccinarsi e i rischi erano davvero reali. Oggi, conclude Pullara, gli hub sono pressoché deserti e infatti non a caso si sta spingendo per effettuare le vaccinazioni a domicilio per poter reclutare le persone restie non ancora vaccinate.